rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex. Perfetto, eccoci nuovamente in studio, stiamo quasi arrivando alle conclusioni. Marco Vidal, volevo chiederle se effettivamente questa logica della rete, ovvero che di tutti i componenti della città di Venezia, per quanto riguarda la parte sociale, produttiva, economica, culturale, se si riunissero a lavorare insieme, potrebbero proiettare un futuro che rispecchia il passato di questa grande città. Sarebbe sicuramente un vantaggio che il corpo così sociale di Venezia si riuscisse a mettere in rete, a collaborare insieme, portare avanti una progettualità e anche un'idea comune, non essere diviso. D'altra parte è anche vero che Venezia ha sempre tratto un grande vantaggio dal confronto verso l'esterno, quindi ha sempre avuto un grande contributo rispetto a idee, rispetto a nuovi cittadini, a nuovi imprenditori che venivano da fuori. Ecco, la cosa importante per una Venezia proiettata al futuro è che sia che venga dall'interno o che venga dall'esterno, si possa portare avanti una progettualità diversa che ci riporti a quell'idea di cui anche lei prima aveva accennato dal libro di Pieralvise Zorzi, di questa Venezia multinazionale, quindi una città che da qui si irradia verso il mondo, ma sostanzialmente una città produttiva, viva, che non vive racchiusa in se stessa come una sorta di vetrina verso l'esterno dove chiunque arriva e consuma la bellezza di Venezia, ma al contrario invece è una città che riesce a esportare bellezza, a esportare idee, innovazione. Questo deve tornare a essere Venezia. Ecco, ma Marco, mi perdoni se sono così diretto, lei ritiene che essendo noi drammaticamente individualisti riusciamo a fare uno shift sociale, culturale, direi anche mentale per certi versi, e riusciamo finalmente a lavorare assieme, a riunirci intorno a un progetto senza necessità di protagonismi individuali? No, in questo momento l'Italia secondo me non è matura per fare questo passaggio. L'Italia però, e in generale il mondo intero, sta vedendo dei cambiamenti probabilmente epocali, no? Alcuni dei quali non abbiamo ancora visti, riguarderanno probabilmente la messa in discussione della globalizzazione. Dovremmo rimettere in discussione molte delle regole attuali, delle visioni, delle sicurezze che magari vediamo oggi, e anche il sistema politico, se pensiamo al nostro sistema politico nazionale, ormai voglio dire, ci vede da diversi anni rappresentati da governi tecnici, quindi è tutto messo in crisi. Probabilmente ci potrebbero essere dei mutamenti non locali, non italiani, che ci porteranno anche noi, spero, me lo auguro ovviamente, a rivedere anche il nostro modello di economia, a ritornare a investire su nuove idee, una nuova concezione anche di quelli che sono i nostri valori, il nostro know-how e quello che possiamo costruire per il futuro, altrimenti ci sarà poco spazio, sia per Venezia che per l'Italia che per l'Europa intera, perché anche in quest'ultima crisi Covid abbiamo visto che abbiamo perso tantissimo terreno rispetto agli altri, abbiamo visto veramente dei problemi strutturali, radicali, non solo nella nostra città e nella nostra nazione, ma anche in Europa. Quindi io mi auguro che da questa crisi arrivi prima o poi di rimettere in discussione completamente certi modelli. Guardi Marco, le faccio un esempio sciocco, proprio banale. Arrivo adesso dalla Puglia, ero in un villaggio anche se ero là per lavoro, e la piscina del villaggio è chiusa dall'1 alle 4 del pomeriggio. In Messico, negli alberghi, la piscina apre alle 8 del mattino, chiusa alle 10 di sera, ininterrottamente. Ho chiesto al bagnino di aprirmi un ombrellone, mi ha detto di no perché c'era troppo vento. Quando poi sulla spiaggia invece gli ombrelloni erano tutti aperti e c'era 10 volte il vento. Se tu in Messico chiedi a un bagnino o a un assistente di aprirti l'ombrellone, te ne apre 4 chiedendoti qual è il migliore. Io credo che noi abbiamo un problema di fondo, che siamo molto anziani storicamente, ma anziani come testa,
e non capiamo che la mattina la gazzella deve alzarsi e correre, se no il leone se la sbrana. Probabilmente siamo un po' seduti. Non so, Saverio, se anche lei ha questa percezione. Sì, ci lamentiamo, però poi quando arriva il momento... Ah no, mi dicono dalla regia che non è più collegato Saverio con noi, quindi probabilmente avevo che l'impegno ci deve avere nel frattempo abbandonato. Lo chiedo a lei, dottor Lamonica. La domanda è la stessa, perché poi concludiamo con Marco. Siamo seduti? Siamo molto spesso anche noi cittadini, individui responsabili, perché siamo seduti aspettando che succeda qualcosa. Ovviamente sto generalizzando ed è sempre sbagliato, lo so. No, vabbè, ora noi siamo una vecchia Europa, insomma. Quando hanno detto è vero il fatto che questo Covid ci ha fatto vedere delle realtà, mentre prima in qualche modo da realtà nazionali, realtà sovranazionali, mi sentite? Sì, siamo passati ci siamo accorti che ci sono delle realtà extra europee che viaggiano molto veloci. Noi eravamo abituati solo agli Stati Uniti, adesso stiamo in una fase di forte globalizzazione. E una sfida per il futuro è quella, la sfida che noi dobbiamo accettare e dobbiamo vincere è quella di confrontarci col mondo a tutti i livelli. In alcuni ambiti siamo fortissimi, abbiamo una tradizione, abbiamo cultura, abbiamo un brand. Dobbiamo sfruttare i nostri vantaggi in termini di brand e questo vale per l'India, vale per l'artigianato, vale per una città di Venezia che all'interno di un brand Italia è, direi, la ciliegina sulla torta. Dottor Lamonica, una domanda diretta con una risposta altrettanto diretta, perché le stavo dicendo siamo in chiusura. Lei è abbastanza autonomo che se nascesse un movimento di pensiero per aggregare tutte le forze della città nel favore, nell'interesse di una Venezia del terzo millennio, potrebbe attivamente partecipare? Non stiamo parlando di politica ovviamente, stiamo parlando di quello che lei ha fatto col comitato scientifico, però esteso a tutta la città. Cioè tutti lavorare a un progetto unitario perché questo progetto possa essere la pianificazione per i prossimi 50 anni. Allora, fa parte di una missione della scuola essere agganciato al territorio. Benissimo, quindi lo prendo come un sì. La stessa domanda, Marco, la faccio a lei. Lei se la sente o se la sentirebbe di far parte di un comitato allargato, di dedicare il suo tempo senza remunerazione, perché ovviamente sarebbe un lavoro in favore della società, della città che lei dice di amare, e non ho ombra di dubbio, perché chi non può amare una città come Venezia, soprattutto se è veneziano come lei, sarebbe disponibile, avrebbe tempo da dedicare, mettersi assieme, tentare di andare oltre gli individualismi per costruire, ripeto, niente di straordinario, una pianificazione. Magari coinvolgendo esperti internazionali che conoscano, che capiscano, che prevedano quello che succederà non solo nei diversi settori produttivi, ma anche politici e sociali. È un'idea tanto pazza o secondo lei si potrebbe concretizzare? No, ma io sono disponibile e da tanti anni io cerco di sostenere diverse attività, movimenti. Io stesso sono stato presidente di Giovani Veneziani, dell'Associazione Giovani Veneziani per tanti anni, abbiamo fatto tante attività proprio per valorizzare il nostro territorio e lo sarò sempre fin tanto che ci sarà un progetto che ha la possibilità di cambiare e di avere ovviamente una ripercussione nel futuro della città, anche se dovesse perdere, anche se c'è un rischio di perdere, io sarò sempre a disposizione, senza alcuna remunerazione, senza alcun interesse, perché ho la fortuna di essere una persona molto libera rispetto alla mia città, perché non ho interessi economici in questa città, ma un'impresa che si muove a livello internazionale. Beh, questo mi fa piacere, perché io l'ho sempre detto nelle poche lezioni, neanche tanto poche, che ho tenuto all'università, bisognerebbe avere la capacità, però purtroppo non sempre è possibile, di pagarsi la propria libertà qualunque prezzo essa abbia. Purtroppo non sempre è consentito a tutti, però certamente questo sarebbe lo strumento ideale per vivere in una società più felice, perché la libertà ci rende felici, oltre che ovviamente liberi, e scusate il bisticcio di parole. Marco, io la ringrazio molto di aver partecipato con noi, rimarremo in contatto per ulteriori trasmissioni future, spero che abbiamo sollevato delle questioni. Io non sono un giornalista, non sono dottore, sono
una persona di buona volontà che viene davanti a una telecamera, perché bene o male 4 parole in fila le metto, per cercare di individuare quali sono i malesseri dei cittadini, segnalarli perché magari qualcosa possa succedere. Però rimango dell'idea che la via sia quella dell'impegno civile e sociale, anche per riequilibrare uno strapotere di una politica dove i dirigenti vengono decisi da 4 persone in uno stanzino, che credo sia il vero grosso problema. Dottor La Monica, la ringrazio di essere stato con noi, la ringrazio per quello che sta facendo nell'ambito scolastico, è un fattore molto importante per la città di Venezia consentire di avere dei percorsi professionali che mantengano le tradizioni. E quindi anche noi come Televenezia tutto quello che possiamo fare siamo qui per poterlo fare, perché è nostro obbligo morale e sociale quello di intervenire anche in questo senso. Ringrazio entrambi, ringrazio anche gli altri ospiti, Saverio Pastor che ci ha lasciato e Luisa Conventi. Grazie, chiudiamo la trasmissione di oggi con un altro bellissimo servizio. Ringrazio ancora Alberto Tosofei, ricordo Venezia in un minuto su Facebook ma anche su YouTube trovate queste bellissime pillole realizzate da Alberto. C'è il lavoro del fonditore, uno dei tanti di cui avremmo potuto parlare oggi. Chiudiamo con questo bellissimo filmato e noi ci vediamo non la prossima puntata perché la trasmissione prende un paio di settimane di pausa, ma ritorneremo a presto con voi e ve lo faremo sapere attraverso i consueti spot che siete abituati a vedere. Grazie a tutti e buone vacanze per chi ha la fortuna di andarci. Forgiare la città con il fuoco, la fonderia artistica. Lascialo tutto. In una città di acqua e di pietra come Venezia, il metallo non sembrerebbe dover trovare dimora, così apparentemente attaccabile dall'umidità e dal sale. Eppure i parapetti di centinaia di ponti sono metallici, le gondole rifulgono di dorature e argentature che si sublimano nel celeberrimo ferro di prua, e dalle porte si affacciano migliaia di leoni, così cari ai veneziani. La fonderia valese è l'ultima rimasta della città insulare. Rilevata da Carlo Semenzato, continua la tradizione della lavorazione del bronzo e dell'ottone, la più classica delle tecniche, quella del metallo liquido incandescente colato negli stampi. Nel 2007 che sono subentrato ai Valese e anche perché andava disperso un valore che è quello della conoscenza e quindi volevano che portassi avanti il nome, portassi avanti tutto quello che era stato acquisito negli anni, anche perché tra poco la fonderia farà 110 anni, quindi di storia alle spalle ne ha molte. Un rapporto col fuoco nato per passione, ma consolidatosi in questa fonderia quasi per caso. Ho terminato gli studi nel 77 e cercavo un lavoro e mio cognato conosceva i padroni qua in Valese e che cercavano e mi ha chiesto se volevo tanto per iniziare a fare qualcosa e io sono venuto e da 43 anni che sono qua. Abbiamo fatto altre cose per la regina Elisabetta, per i Kennedy, per tante personalità e dopo per architetti famosi, per Philip Stark e per altre cose. Insomma. A me il mondo dell'arte è sempre piaciuto, quindi fare cose artistiche e belle era una fonte di ricchezza per me.
Stanco di vedere quelle brutte unità esterne? Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili. Chiedi al tuo installatore o visita il sito www.tecnopoint.com.